Buonasera. Il professore Andrea Fusaro, che è a voi tutti noto, ma è d'obbligo ricordare che è professore ordinario di diritto privato comparato all'Università di Genova ed è anche un notaio in Genova. È membro del comitato editoriale e scientifico di numerose riviste. Partecipa a enti di ricerca nazionali e internazionali ed è stato relatore a convegni e seminari in Italia e all'estero. Questa sera ci parlerà di un tema che credo sia piuttosto complesso. Mi limito a ripetere la frase con la quale esordisce in qualche modo la presentazione. Il diritto prima ignorava il terzo settore, poi lo trattava con sufficienza, ora lo rincorre. Basta questa frase per comprendere che si tratta di una materia assai complessa nella quale sia difficile in qualche maniera orientarsi in maniera adeguata, ed è questo uno dei motivi per cui il professor Fusaro ha offerto la sua competenza per parlare di argomenti così complessi. Grazie. Grazie a voi. Spero di non risultare troppo noioso. Terzo settore che significa? È il settore che si colloca in posizione intermedia tra Stato e mercato. Il mercato, quello che conosciamo tutti, i soggetti del mercato sono, oltre agli operatori individuali, le società commerciali, che si muovono, operano, si orientano con la stella polare del perseguimento dello scopo di lucro. Per tale intendendo la massimizzazione dei profitti. All'opposto, lo Stato sovviene, come tutti sappiamo, quei beni e servizi che dovrebbero essere sottratti alla logica della speculazione, o perlomeno gli sovviene anche quando non si riesce a obbedire alla logica della speculazione. La sanità è l'esempio più clamoroso. Questo terzo settore è una categoria economico-giuridica nata in ambiente nordamericano ed è stato importato da noi. Siccome si sa un po' la anglofilia, un po' il fascino dell'America, ha creato un effetto ipnosi per cui il terzo settore è sembrato interamente appannaggio del mondo nordamericano. A ciò si aggiunga che gli enti protagonisti di questo mondo sono stati identificati con la etichetta di enti non profit, not for profit. Ora questa certo è una constatazione che però fa un po' velo alla circostanza, al dato che noi europei e italiani nella specie siamo patria di iniziative benefiche. Poi con linguaggio in slang si potrebbe dire che
gli americani ci hanno messo il cappello sopra, ma caspita, noi abbiamo una tradizione di beneficenza che è assolutamente primaria, ma basta pensare alla Chiesa, non dal punto di vista confessionale, ma dal punto di vista sociale. E caspita, quante iniziative sono state mandate avanti. Quindi non è una importazione di un fenomeno che ci era estraneo, tutto al contrario. Noi siamo assolutamente, abbiamo maturato una elaborazione circa le iniziative benefiche. Ora, cosa succede? Che queste iniziative benefiche sono state mandate avanti con uno strumentario che, laddove non era pubblicistico, cioè del diritto pubblico, è stato derivato dall'adattamento dello strumento a noi più vicino, più familiare, le società commerciali, ragione per cui ci siamo trovati a adeguare delle strutture inadatte. Perché? Perché sorte per un altro scopo. Altrimenti, a utilizzare quelle figure che sono poi le associazioni e le fondazioni, che pure sono nate per un altro scopo, non lucrativo, non condurre un'attività economica per ottenere dei saldi attivi da dividersi, ma per finalità altre. Le associazioni e le fondazioni hanno avuto sempre una finalità ideale, se non addirittura sociale. Chiaro però che il loro corredo, il loro profilo non era particolarmente robusto. Robusto era quello delle società, le società commerciali in particolare, la società per azioni che c'è sempre stata. Invece associazioni e fondazioni prima non c'erano del tutto, poi quando sono apparse si sono presentate con un corredo normativo, diciamo noi giuristi, per dire, con statuti assolutamente poveri. Statuti poveri perché appunto non adatti allo scopo, perché erano, ecco, poteva essere l'accademia, benissimo, ma non aveva una vocazione a esercitare attività economica. Esercitare attività economica significa attitudine a confrontarsi con tutte quelle congiunture tipiche dell'esercizio di attività economica. Un impiego ampliato di queste strutture, di queste figure, ha mostrato la difficoltà di impiego. Insieme all'emergere della zona grigia dove lo scopo non lucrativo
è venuto a intrecciarsi con la conduzione di attività con venature di economicità. Cioè, voglio dire, altro è l'attività di pura erogazione, che è la più facile da gestire e da affidare ad una struttura, ad una intelaiatura povera. Altro è l'iniziativa che invece deve intraprendere, deve confrontarsi con le difficoltà, le sfide. Questo processo è rimasto a lungo un po' in difficoltà, un po' all'angolo, fino a quando dall'America è arrivata la elaborazione in tema di enti non profit. In America, Nord America si intende, ci hanno messo il cappello sopra gli economisti più che i giuristi, sollecitati da una normativa tributaria. Il non profit sector, le non profit organization, una categoria fiscale destinataria di un regime di favore, discriminato favorevolmente, alla condizione di astenersi dalla divisione degli utili, cosiddetto non distribution constraint, cioè divieto di distribuzione degli utili, come requisito minimale, necessario ma non sufficiente. A questo requisito minimale si è venuto ad aggiungere la considerazione della finalità positivamente perseguita, delle finalità meritevoli per l'ordinamento. Quindi ecco perché terzo settore, perché è venuto a affiancarsi allo Stato nel sovvenire quei servizi rispetto ai quali lo Stato era in difficoltà. Non a caso la sanità è uno dei settori in cui gli enti non profit si sono diffusi. Ma perché si sono diffusi, si sono chiesti gli economisti nordamericani? Dice, perché questo divieto di distribuzione degli utili è una garanzia di qualità. La consapevolezza, la convinzione circa la astensione, la rinuncia dalla divisione degli utili è un bollino di qualità. Si pensa che il terzo, il fruitore dell'attività di un ente non profit, sia rassicurato dalla consapevolezza circa la rinuncia dei membri, che siano i soci, che siano gli amministratori, a ricavare per se stessi benefici dalla conduzione di questa attività. Quindi un requisito negativo che va a affiancarsi a un requisito positivo: astensione dalla divisione degli utili e anche dal trarre benefici, notazione particolarmente mirata verso gli amministratori, che non hanno bisogno di ripartirsi gli utili se si distribuiscono laute prebende.
Questo affiancato al perseguimento di certi obiettivi che sono rilevanti per l'ordinamento. In presenza di queste condizioni, l'ordinamento giuridico può rinunciare ai tributi. Quindi la riduzione della pressione fiscale nei confronti di attività che potrebbero anche giustificare un prelievo tributario si giustifica proprio con l'interesse pubblico, perché si supplisce a bisogni pubblici. È ovvio che occorre tenere gli occhi ben aperti, è ovvio, per evitare degli approfittamenti. L'elaborazione nordamericana è stata particolarmente ricca in tema, hanno messo a punto una serie di criteri proprio rivolti a prevenire gli approfittamenti, i conflitti di interessi, no? Come noi italiani non abbiamo bisogno di ricevere, no, chiarimenti in termini, no? Dice, no, noi non distribuiamo utili, però se uno ha un appartamento da affittare sta sicuro che glielo affittiamo a migliore delle condizioni. Adesso potremmo intrattenerci a lungo. Non è che soltanto noi ci siamo arrivati. Quindi tutti questi comportamenti elusivi, devianti, trasgressivi sono stati messi a fuoco e appunto identificati, elaborando delle tecniche per, come si dice, per sgamarli, per smascherarli. Questo è lo scenario prima storico e poi, come diciamo noi, comparatistico. In Italia, a un certo punto, e quel punto era il 1997, è comparsa l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, l'acronimo ONLUS. Questa ONLUS è stata chiaramente tagliata sulla elaborazione nordamericana in tema di non-profit organization. La ONLUS è chiaramente l'antesignana degli enti del terzo settore, che vedono affinare, arricchire non solo il riscontro di quei requisiti minimali, circa l'assenza di scopo di lucro nominale e la prevenzione di condotte di aggiramento, ma anche il perseguimento di finalità meritevoli. Col terzo settore vediamo quindi portare avanti questa tradizione in cui i privati mandano avanti iniziative che perseguono scopi di utilità sociale. A fronte di questo, appunto, c'è un incentivo intanto consistente nella rinuncia o comunque nell'allentamento della pressione fiscale e poi altri vantaggi ancora. Un'altra prospettiva
che va tenuta assolutamente presente, ma non si poteva intuire anche senza saperlo, è quella della trasparenza. C'era quel detto un po' aforismatico secondo cui fa più attenzione alla linea chi è costretto a spogliarsi in pubblico. E beh, insomma, la trasparenza di solito è garanzia di controllo, quello che in inglese dice l'accountability. Intanto il censimento, un registro, sappiamo che il registro più antico, più nobile, più affinato è quello delle società, che viene, no, da distante, codice di commercio, eccetera. Ma è ovvio che per identificare dei soggetti, degli attori, occorre censirli e poi poterli controllare, quindi imporre loro il rispetto di certi requisiti che attengono sia alla cosiddetta governance, no? le regole di gestione, sia contabili, quindi il deposito di bilanci, la possibilità di consultare questi bilanci è ovviamente un elemento imprescindibile per, come si dice, sapere che fine fanno i nostri soldi, perché certo beneficiano di denaro pubblico. Con le onlus c'era stato un momento di entusiasmo che poi insomma da italiani non fatichiamo affatto a intuirlo, piatto ricco mici ficco. Nel 97 io, oltre che professore, faccio anche il notaio, dicevo che non si costituivano più associazioni e fondazioni, si costituivano solo onlus. Mi costituisce una onlus, ma scusi, la onlus può essere sia associazione sia fondazione, cosa vuol fare? Ma non so, mi hanno detto di fare la onlus. Ma ho capito, ma la onlus è come dire un cappellino che ci si mette, ma intanto devo sapere da cosa sei vestito, poi il cappellino ce lo mettiamo. Mi faccia una onlus, non mi faccia perdere tempo. È andata un po' così. Nel 97, tra il 97 e il 98, c'è stato un florilegio di onlus. L'Agenzia delle Entrate ha adottato alcune circolari, perché la onlus è una categoria tributaria, La categoria civilistica sono le associazioni e le fondazioni. La onlus è una categoria tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha adottato una serie di orientamenti, sapete che sono il più importante sono le circolari, e per un po' sono rimaste quiescenti, cioè vabbè, ma in Italia poi intanto sai com'è, no? Intanto facciamole queste. Certo, erano un po' di comodo, o meglio, c'era di tutto, perché poi vi posso testimoniare, avendo sempre frequentato questo settore non solo professionalmente, ma anche così, insomma, per un po' per simpatia, è veramente un mondo dove trovate di tutto, e venivo invitato a dire due parole in tempi non sospetti, prima ancora che nascesse il decreto legislativo 460/97 sulle onlus, anche se poi non ero io il relatore più atteso, erano i fiscalisti e in subordine i lavoristi, quelli più attesi. Io facevo un po' contorno, servivo a introdurre un po' il tema, insomma.
Però questo mi ha dato modo di conoscere questo mondo. Vi assicuro che ho conosciuto delle realtà meravigliose. Non è vero che era diventato un ambito di ladri immatricolati. Come al solito, ci sono stati anche i ladri immatricolati. Qualcuno l'ho anche incontrato, di quelli mi faccia una onlus, non mi faccia perdere tempo. Dico, scusi, ma lei che cosa vuol fare veramente? Mi hanno detto che è conveniente fare la onlus, ho capito, ma scusi, ecco. Quindi c'è anche questo, non voglio dire tutti santi, però anche tante realtà belle, bellissime, stupende, ecco, quindi sicuramente, meno l'impressione che ho io è che lo Stato abbia tratto e tragga grande vantaggio da questa attività. Beh, ma poi qua a Genova siamo, penso che a parte che siamo qua all'interno di un ente a scopo non lucrativo e con finalità sociali, ma conosciamo tutti quanti delle realtà molto importanti, non solo di volontariato. Infatti noi non siamo di volontariato come accademia, però si può dire che lo scopo che abbiamo sia del tutto misero o marginale per lo Stato, no? Poi se pensiamo addirittura al volontariato, come si dice, a quelli che vanno a dare la mensa ai poveri, ce n'è per i beati, insomma, quindi senza questo settore non so come si potrebbe andare avanti. Oramai ha occupato sicuramente dei spazi importanti. Qualcuno, forse per vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, non solo a Genova abbiamo un po' questa tendenza, avanza sospetto che sia uno spazio eccessivo. Perché? Dice, ma tutto questo spontaneismo, questo volontariato, ma siamo sicuri che sia efficiente? Meno di così? No, ma non dico dal punto di vista del risparmio. Quello è così. Perché poi, ecco, ad esempio, le formazioni di volontariato, che sono tra gli enti del terzo settore più importanti, sapete che non possono far remunerare le loro prestazioni, traggono le fonti da convenzioni con l'ente locale, infatti l'interlocutore poi è il comune. Qual è il problema? Che si teme una insufficiente affidabilità, strutturazione, ma questo l'ho anche constatato, ma è difficilmente pensabile il contrario. Laddove ci si basa sul volontariato, per definizione non puoi contare su un impegno assorbente. Significa che ognuno dei militanti non destina 8 ore al giorno a quella realtà, perché probabilmente 8 ore al giorno le destina altrove. Allora, cosa significa? Che siamo in una situazione, come si dice, subottimale, non puoi affidarti completamente, sì, e questa è una polemica, un confronto ricorrente. Arriva il freddo d'inverno, si tratta di dare albergo ai senza dimora. Quando dal comune dicono tenete aperti i dormitori più che potete, perché
può succedere di tutto a chi dorme al freddo, volentieri, ma noi ci basiamo su persone che mettono a disposizione una utilità marginale. E allora come facciamo? Evidentemente non ci sarà una disponibilità paragonabile a quella di un ente che ha come scopo fornire sistemazione alberghiera. E dice sì, bravo, però quello ti mette tutto in parcella poi. Sì, è così, è così. Quindi i problemi non sono gli inconvenienti legati soltanto ad una infedeltà, sono legati anche alla stessa struttura del servizio. Probabilmente la copertura che noi diamo alla biblioteca, le ore, non sono paragonabili a quella di una biblioteca pubblica. Grazie, come facciamo con le nostre risorse? È ovvio che non ce la facciamo, è un problema di budget, no? Dice sì, allora vedi che non ci si può completamente affidare. Sì, però pensa un po' quanto si risparmia grazie a questo. Quanti in realtà conosciamo, non so, anche nell'arte, che gruppi che guidano nella visita di monumenti, chiese, stupendi, che rimarrebbero chiusi se non ci fossero questi. Certo, magari gli orari sono un po' contingentati. Quindi insomma, certo, è un po' luci e ombre. Però mi sembra che il bilancio sia positivo e infatti direi che insomma, il favore è dilagante, è crescente. Insomma, in questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha depositato un'altra circolare che è stata commentata ampiamente. Anche oggi c'era sui siti internet un commento. Commentava in maniera assolutamente positiva, riferiva commenti positivi. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, parla dei cardini della disciplina e promette nuovi interventi chiarificatori per evitare incertezza. La nuova fiscalità del terzo settore non può essere considerata come un insieme di adempimenti, ma come un'opportunità per rafforzare la credibilità, la sostenibilità, l'efficacia degli enti non profit, migliorare la qualità dei servizi, consolidare la fiducia della collettività e anche per separare il grano dall'olio, ovvero chi opera con correttezza e porta avanti una missione sociale da chi, come hanno dimostrato alcuni casi del passato, ha finalità di tutt'altro tipo. Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate, il giorno dopo la firma della circolare numero 1/2026 sul fisco del terzo settore, parla alla Università Salesiana di Roma del valore della nuova disciplina tributaria per gli enti ed è questo il fondamento che svolgono attività di interesse generale. Il terzo settore, commenta Carbone, si conferma sempre più un pilastro che in modo determinante contribuisce a rispondere ai bisogni sociali, a promuovere solidarietà, inclusione e partecipazione civica. La riforma, che ha come cardine la trasparenza, sta producendo frutti a favore degli enti. Un esempio numerico è dato dal 5 per 1000.
Nel 2024, infatti, su 18 milioni di contribuenti che hanno indicato la destinazione del 5 per 1000, oltre 11 milioni hanno optato per una realtà del terzo settore, al quale sono andati nel complesso 332 milioni. Carbone sottolinea il cardine del nuovo fisco al terzo settore. D'ora in poi la distinzione tra attività commerciali e non commerciali sarà determinata sulla base di criteri misurabili, trasparenti e aggiungerei di buon senso, come dimostra la provvisione, adesso qui andiamo poi sul tecnico. Il fisco, così come promosso dalla Comfort Letter della Commissione dell'Unione Europea, è un fattore che contribuisce alla sostenibilità degli enti. Carbone consapevole che non mancheranno le difficoltà per familiarizzare con la disciplina è fondamentale e spiega che il quadro fiscale sia chiaro in modo da evitare che incertezze possano scoraggiare l'iniziativa o generare comportamenti involontariamente irregolari. Avete sentito parlare di questa Comfort Letter con cui è stato approvato il regime tributario per gli enti del terzo settore. Le ONLUS, di cui abbiamo parlato prima, entro fine marzo, se vogliono mantenere il loro patrimonio, devono transitare nel terzo settore. Non è un obbligo, è un onere, però se non lo fanno devono dismettere il cosiddetto patrimonio incrementale. Cosa significa patrimonio incrementale? L'aumento del patrimonio conseguito dopo l'adozione della qualifica di ONLUS, di che ovviamente non è gradito per nessuno, ma infatti nella esperienza professionale si constata una corsa al terzo settore da parte di tutte le ONLUS che in questo modo possono conservare il loro patrimonio, non solo, ma poi continuare a militare in questo mondo del terzo settore che presenta anche vantaggi. Io mi fermerei qua, ma se ci sono delle domande sono a disposizione. Ringrazio il professor Fusaro, devo dire che ha, come so dagli suoi studenti, la capacità di avere una grande chiarezza espositiva nell'ambito di temi davvero complessi. Ci sono delle domande, dei chiarimenti, delle curiosità? Prego. Salve, grazie professore. Sono Di Natale, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, ONLUS, fino a oggi, domani ente terzo settore. E ho discusso con i nostri revisori dei conti e col notaio una parte che mi sembra veramente bizzarra sulla nuova normativa e riguarda la quantità dei contributi che si possono ottenere oppure le attività che si possono fare. Noi ci occupiamo di ambiente, per cui alcune cose le facciamo con quasi nulla, altre cose invece richiedono dei fondi cospicui. E la cosa che mi ha lasciato perplesso è che si parla comunque sia di contributi di modica entità o di non rilevante entità. Ora, quando ci troviamo a fare interventi di cooperazione in Africa, la stessa Agenzia per la Cooperazione meno di un paio di milioni non li considera una quantità sufficiente per fare qualcosa di utile, ed è vero, è giusto. Mi lascia perplesso quel termine perché secondo me è abbastanza bizzarro. Cosa si intende per una modica quantità o di non rilevante entità? Lasciamo stare che tutto questo è interpretazione, però è già brutto dirlo, perché se per fare un'attività seria ho bisogno di quattrini seri, non vedo perché si debbano tagliare le ali prima ancora di nascere a quelli del terzo settore.
Poi per il resto noi i nostri bilanci, avendo enti pubblici nella fondazione, li passiamo tutti gli anni a tutti gli enti, per cui la trasparenza non mi preoccupa, ecco, anzi tutt'altro. Grazie. E se la modica quantità evoca un reato, non mi pare, un ambito un po' diverso, no? Sì. No, qui ci sono chiaramente considerazioni fiscali, poi ci sono invece considerazioni civilistiche sulle donazioni a favore degli enti del terzo settore. Quando arrivano non sono mai un problema, l'importante è che arrivino. Ci sono poi delle sottili distinzioni civilistiche tra quello che è un contributo, esattamente, noi civilisti siamo molto bravi per il resto è più una materia da fiscalisti questa. Sì. Grazie per la magnifica conferenza. Io vorrei vederlo da un punto di vista economico, cioè qual è l'impatto economico degli enti no profit del terzo settore. Io non so la fonte precisa, so che da dati Istat l'incidenza del no profit è del 4,4% sul prodotto interno lordo, che significa circa 84 miliardi di euro all'anno, 900.000 dipendenti retribuiti, circa 5 milioni di volontari, e quindi lo considero un settore molto sottovalutato da un punto di vista economico. Di fatto è anche molto difficile valutare il contributo dei volontari. Quante ore? Anche noi siamo dei volontari, tu pure lo sei stato in molte situazioni. Quanto vale la tua ora, le nostre ore di lavoro? Nessuno fa questo calcolo. Secondo me va affrontato anche in chiave economica, perché è da rivalutare e da riproporre anche ai giovani una maggiore attenzione a questo settore perché si possano impegnare di più. Non so come la vedi tu. È correttissimo quello che dici, tant'è vero che, come accennavo, in Nord America questa materia è più di appannaggio degli economisti che dei giuristi. In Italia sono tantissimi gli economisti che si occupano di questo, apparentemente quella parte dell'economia che è l'economia aziendale. Qui a Genova non sono tanti gli specialisti della materia, purtroppo per me, perché sono anni che cerco di coordinarmi con cittadini, cioè con colleghi professori, ma vedo che hanno altri interessi, per carità, altrettanto sono più importanti, mentre ti posso dirvi che ad esempio l'Università Cattolica e la Bocconi hanno dei gruppi di studio molto importanti. Io ho sognato per alcuni anni, perché conto, come vi dicevo, è da mo' che mi occupo di questi temi, di far nascere qualche cosa, ma mi sono trovato un po' isolato, insomma, mentre non abbiamo neanche un master né di diritto né di economia, mentre io collaboro con un master della Statale di Milano, dove ci siamo giuristi, ma c'è anche qualche economista. Alla Cattolica c'è un gruppo molto attrezzato, molto agguerrito, quindi non è che manchino i gruppi, mancano a Genova.
stranamente, perché appunto siamo una patria di terzo settore, per intendere, beneficenza, ma non abbiamo sviluppato, forse anche perché non abbiamo mai, siamo riusciti a eccellere nella vendita del nostro prodotto. Facciamo le cose senza farlo sapere. Questa è un po' una caratteristica genovese. E quando vado a Milano mi trovo di fronte a delle realtà molto più strutturate, ma che hanno coinvolto dei soggetti di dimensioni importanti. Io ricordo anni fa, quando era proprio agli albori il mondo del terzo settore, da noi sembrava essenzialmente affidato al volontariato, no? E mi sono trovato a un convegno a Milano trattato di notai, e avevano coinvolto delle organizzazioni, mamma mia, ma che dimensioni, molto molto importanti, insomma, non per essere sempre venali, ma altro che il club della bocciofila o dei volontari col cuore in mano. E lì c'erano delle realtà, mi ricordo che un intervento verteva su Teleton. Teleton è una macchina da guerra. Come al solito, come spesso capita a chi viene da Genova, ha l'impressione di venire un po' dal paesino, no? Dice, ma anche da me abbiamo tanto volontariato, portiamo la minestra ai poveri, e poi ti trovi di fronte a Teleton, alla faccia della minestra ai poveri. Quindi ci sono questi luoghi di analisi, di riflessione, non sono qua purtroppo, insomma. Grazie professore delle sue informazioni, e adesso le vorrei fare una domanda molto popolare. Nel mio campo, ad esempio, ci sono degli artisti, dei pittori, degli scrittori che vogliono fare la fondazione. Praticamente però non fare la fondazione tipo quella degli animalisti che andava in giro con la macchina di lusso eccetera, quindi sono cose che servono per aiutare sia le opere che questi artisti fanno, sia la cultura, e insegnare ai giovani e ai ragazzi con dei corsi della pittura, della storia dell'arte eccetera. Adesso ho una domanda che vorrei farla così proprio di petto. Lei cosa farebbe in questo momento? Creerebbe una fondazione per un artista alla luce di quelle informazioni che ha detto di quel direttore dell'Agenzia delle Entrate? Allora, fondazioni se ne costituiscono in continuazione. Occorre inevitabilmente l'atto notarile, quindi passa per uno studio notarile. Capita spesso di curare una pratica dove una associazione si trasforma in fondazione. Qualche anno fa sentiva in dovere di giustificare questa scelta. Le ultime pratiche che mi sono capitate, una settimana scorsa, guardate, non ci si sente neanche più in dovere di farlo. Certo, di fronte a persone che grosso modo gravitano in quel mondo, ma perché evidentemente c'è un saputo che ha già considerato che così come l'ingresso nel terzo settore è opportuno,
anche l'adozione della fondazione lo è. Lo stesso transito da associazione in fondazione. La ragione è quella di una maggiore stabilità della fondazione, senza incontrare inconvenienti significativi, tanto più che oramai il codice del terzo settore, questo 117/2017, ha fatto proprio quel profilo di cosiddetta fondazione di partecipazione, che, ricordo, al suo apparire sembrava un po' un ircocervo, sembrava un po' un mostro a due teste, perché dice: ma come, se è di partecipazione non è fondazione, se è fondazione non è... E ricordo che ha avuto un grande merito un collega notaio di Novara, che nel frattempo è andato in pensione, e lui proprio ha creduto in questo strumento, ha elaborato questo statuto di fondazione che prevedeva anche un organo latamente assembleare, chiamiamolo assemblea, chiamiamolo in qualche altra maniera, e organo dove entrano, perché poi è la forma di gran lunga più diffusa, soggetti che effettuano un apporto anche durante la vita della fondazione. A differenza della fondazione del Codice Civile, che è detta fondazione di erogazione, perché è concepita come destinata a nascere per impulso di un fondatore e poi non coinvolgere se non membri del Consiglio di amministrazione. Quindi l'unico modo per aderire ad una fondazione è ricevere una nomina nel Consiglio di amministrazione. Gli apporti sono tutti iniziali, salvo donazioni, elargizioni. Questa fondazione di partecipazione avrebbe il pregio di coinvolgere anche successivamente alla sua nascita altri soggetti, i quali effettuerebbero apporti vari. Considerate che è la forma di gran lunga più adottata per il coinvolgimento di enti pubblici. Quando ci sono degli enti pubblici quasi sempre lo statuto è di partecipazione, cioè prevede a fianco dell'organo amministrativo anche un organo assembleare che poi alla scadenza dell'organo amministrativo provvede al rinnovo delle cariche, quindi anche questo presenta anche questo vantaggio, insomma. Quindi oramai direi che il solco è tracciato, sono tutte fondazioni di partecipazione, insomma. Non è vietato costituire una fondazione cosiddetta di erogazione tradizionale, ma è un'ipotesi residuale. Il codice del terzo settore, questo appunto di cui citavo gli estremi, prevede sempre come eventualità la presenza di un organo assembleare, però nella prassi la maggior parte sono così. La fondazione partecipativa deve avere un capitale? Sì, è tutto. La fondazione di partecipazione è una fondazione uguale a tutte, non c'è nessuna differenza se non che ha un organo assembleare, che si è anche un po' enfatizzato
valorizzata la singolarità, in realtà è un'ordinaria fondazione di partecipazione, è un po' la governance che è diversa, ma per il resto non cambia niente, perché io mi trovo quando appunto mi mandano qualche statuto, perché io magari il statuto è elaborato dagli interessati, perché io lo guardo e me lo intitolano Fondazione di partecipazione, dico ma se ci tenete, perché se non voglio fare il maestrino con la matita rossa e blu, ma in fondazione ce n'è un tipo solo, è la governance che è di partecipazione, poi se vi piace così, per carità, insomma. Posso chiedere un chiarimento soltanto? Negli ETS, cioè gli enti del terzo settore, ci sono diverse tipologie, l'APS per esempio? Sono 6. Sono 6. Ci sono molte differenze tra di loro. Beh, intanto l'APS, che è nominato, è l'Associazione di Promozione Sociale, okay, che era stata introdotta ante codice del terzo settore, così come le ODV, organizzazioni di volontariato. Sì. La ODV, se vogliamo, è la prima, con il 91 per la verità, è nata la formazione di volontariato. Poi una decina d'anni dopo sono nate le APS, Associazione di Promozione Sociale. Nel codice del terzo settore 117-2017 abbiamo 6 categorie. Tra queste l'ETS generico. Okay. Cambia qualche regola. Ad esempio per le ODV, cioè l'organizzazione di volontariato, e le APS c'è un numero minimo di 7 soci fondatori che non c'è per le ETS generici. Poi c'è anche l'ente filantropico, che essenzialmente è una fondazione di erogazione. Sì, un po' di differenza. Ci sono perfino le reti, ancorché non siano molto, quello che mi risulta, non sono molto diffuse, insomma. Ho capito, perché io faccio parte di una società scientifica, la Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula, e abbiamo avuto anni di discussione, prima se entrare nel terzo settore, poi ci siamo entrati, ma poi c'era una parte che proponeva di fare APS e l'altro invece no, rimaniamo soltanto in terzo settore, perché l'APS è, diciamo, mirata solo appunto ad alcune attività, credo, sociali, non c'ha uno scopo scientifico di divulgazione scientifica, non lo so. Poi sì, alla fine siamo rimasti solo ETS. Sì, lì bisogna vedere un po' come... Va bene, grazie. Bene. Ci sono altre domande? Bene, allora io ringrazio tanto il professor Fusaro e vi dico solo che giovedì prossimo, sempre alle ore 17, Claudia Händel, che è un'accademica dell'Università di Genova, ci parlerà di la figura di Brunilde nella tradizione germanica e nel teatro tedesco contemporaneo. Cambiamo davvero scenario. Grazie ancora. Grazie. Grazie alla partecipazione.